parlando. Una telefonata intercettata, una partita è stata toccata, calciatore, allenatore, commentatore, non menta per favore. Radio e telecommentatori, giudici e telecomascoltatori chiedono scusi, ma chi la manda? E capiremo chi comanda. A fare le sentenze sono sempre quelli, a dar le penitenze i soliti cartelli, sono sempre quelli soliti monelli di scommesse e di bordelli. Tutti hanno i loro problemi arbitrari, c'è chi per questo si fa i preliminari, c'è chi scende di categorie e perde. Amici sportivi, buon pomeriggio a tutti. Calcio parlando, eccoci di nuovo in onda in questa puntata di inizio settimana, lunedì 15 settembre 2014. Naturalmente una prima parte in cui analizzeremo la seconda giornata di campionato, quella che si completa questa sera a Verona con l'Hellas che affronta il Palermo alle 20:45. Poi nella seconda tranche di trasmissione con Daniele Amadasi lo spazio coppe, lo spazio dedicato naturalmente a una Champions League che riprende domani con Juventus e Roma impegnate in quanto squadre italiane, con altre 4 nostre formazioni che invece scenderanno in campo giovedì per quel che riguarda l'Europa League. Molte le tematiche di questo turno di campionato, il secondo che ha visto la clamorosa sconfitta casalinga del Napoli contro il Chievo 1-0, le due milanesi che hanno veramente dato spettacolo, per quel che riguarda l'Inter a San Siro un roboante 7-0, un altro 7-0 possiamo dire col Sassuolo, perché l'anno scorso proprio nel mese di settembre, anche se si era al Mapei Stadium, i nerazzurri vinsero, era un contesto diverso, interpreti diversi naturalmente, tanto per fare un nome segnò 2 gol Diego Milito. Stavolta l'Inter scopre materiale nuovo naturalmente, a cominciare da uno Svaldo, autore della doppietta, il gol di Guarini naturalmente, e poi il Milan che nel posticipo ha vinto a Parma una partita davvero schizofrenica, poi 2 espulsioni, tantissimo nei contenuti del posticipo al Tardini, con i rossoneri privi di Torres che era in tribuna, e hanno scoperto intanto il primo gol di Bonaventura con la maglia rossonera, poi tanto altro, insomma il Milan che ha espugnato ieri il Tardini a potuto poggiare soprattutto su un Jeremy Menez che insomma è tornato nel nostro campionato nella maniera migliore. Non era certo un giocatore che si è fatto ricordare quello della Roma, adesso è altra storia, ma è anche un altro Milan sicuramente che vedremo, capiremo se può puntare allo scudetto. Intanto ci sono le belle parole di Silvio Berlusconi che promuove questo Milan, e in questo senso andiamo a ricapitolare anche i risultati della giornata odierna, ricordando che potete intervenire in diretta con noi. Siamo di fatto in onda fino alle 16:30. Intanto 0266203529 per le telefonate, 346 6427 756 e invece il numero da comporre per i vostri SMS. La Roma ha espugnato Empoli con il gol di Nainggolan, che in realtà è una autorete, per meglio definirla, del portiere dell'Empoli Seppe. Nell'altro anticipo la Juve ha vinto, ha fatto il suo contro l'Udinese, quindi ha risposto prontamente
alla Roma con i gol di Tevez e Marchisio, 2-0, dunque identico risultato della Samp sul Torino, Gabbiadini e Okaka in rete. Vittoria di un Atalanta che sta confermando le ottime cose estive, anche quest'anno partendo nel migliore dei modi. Vittoria sul campo di Cagliari, il pareggio 0-0 tra Fiorentina e Genoa, come detto, vittoria dell'Inter, del Milan 5-4 invece sul campo di Parma, 3-0 della Lazio sul Cesena, Candreva, Parolo e Mauri in gol. Invece, come abbiamo anticipato, al San Paolo di Napoli ha risolto Maxi Lopez dopo che Higuain aveva sbagliato un calcio di rigore con la parata del portiere del Chievo Bardi. Quindi Napoli che sicuramente sta vivendo il periodo peggiore, questo in agosto, da un mese, con l'eliminazione dal preliminare di Champions ad opera dell'Atletico Bilbao. Un Napoli che non si è risollevato, anche se nella prima giornata ha vinto a Genova allo scadere, peraltro col gol di De Guzman, 2-1 contro i rossoblù. Ieri è piombato di nuovo nei propri dubbi e contro il Chievo si è avuta una risposta non certo delle migliori, anzi frenata. Anche la Fiorentina intanto contro il Genoa, una partita che pensate l'anno scorso finì 3-3 addirittura al Franchi, stavolta 0-0 con il Genoa che riesce a muovere la classifica. Per la Fiorentina di fatto si tratta dello stesso, perché i viola erano reduci dalla sconfitta contro la Roma all'Olimpico 2-0 nella prima giornata, e adesso altro, con anche la possibilità, come detto, di affacciarsi alla prima giornata dei Champions, alla ripresa delle competizioni europee. Parliamo naturalmente della Champions League, che tra domani e mercoledì vedrà dove in campo le squadre italiane, e nella fattispecie partirà domani sera la Juventus che affronta il Malmo, mentre mercoledì sera sarà la volta della Roma ospitare all'Olimpico il CSKA di Mosca. Dunque due impegni sicuramente da 3 punti per una Juve che può totalmente gestire, amministrare, visto quello che è il proprio girone. Per la Roma invece si tratta di una partita in cui non è possibile sbagliare, perché i russi sono la squadra ovviamente più abbordabile del girone. Poi come detto, giovedì anche la ripresa dell'Europa League, ma pensiamo a questo campionato, pensiamo a questa giornata, ricordando che in serata si affrontano Verona e Palermo, Stadio Bentegodi di Verona, ore 20:45, e chissà se potrà esserci il debutto con la maglia giallo-blu di Javier Saviola, giocatore del Verona acquistato nell'ultimo giorno di mercato, lui che ha contribuito, insomma, in questa sessione di campagna acquisti a fare grande la squadra giallo-blu, con la possibilità evidentemente di un esordio dal primo minuto, con il Verona che ha pareggiato 0-0 a Bergamo nella prima giornata, non è andato oltre il pari. Stasera vuole i 3 punti, ma il Palermo allo stesso modo è stato frenato nel primo turno dalla Sampdoria. Peraltro sembrava una vittoria, sembrava cosa fatta la vittoria, e invece è arrivato il pari contro i Doriani per 1-1. Si è giocato in Serie A, lo si è fatto anche in Serie B, ne parleremo nella seconda parte di trasmissione in maniera più approfondita, ma intanto bene ricordare come il Perugia stia davvero viaggiando a ritmi sostenuti, a dir poco, perché anche sabato ha ottenuto la terza vittoria su 3, punteggio pieno per la squadra umbra, e peraltro al secondo posto ne troviamo un'altra di squadra umbra della Ternana, che ieri ad esempio ha vinto a Vicenza 1-0. Questo ha detto anche un turno di campionato in Serie B
il terzo che si completa allo stesso modo questa sera con il posticipo tra Livorno e Latina, e anche qui parliamo di una squadra che, quella toscana, naturalmente tra le favorite per la promozione, ma non possiamo dire diversamente per quella laziale di Mario Beretta. Dunque contenuti di rilievo anche nel campionato di Serie B di questa sera. La giornata di Serie A invece ha, come detto, visto tra le sorprese in negativo questo Napoli che ha perso 1-0 in casa contro il Chievo, e qui si parla al netto di tutto quello che è accaduto finora tra appunto Champions con l'eliminazione e una partenza sicuramente poco brillante in campionato. Si parla di un Benitez che non può sentirsi così tranquillo, traballa la panchina dell'allenatore spagnolo, e soprattutto ieri c'è stata una certa contestazione anche abbastanza pesante verso di lui, ma anche verso la proprietà con De Laurentiis. Sta viaggiando invece abbastanza a gonfie vele, lo dicono le cifre, i numeri. Il Milan che come detto ieri a Parma, nonostante il risultato rocambolesco, ha viaggiato a ritmo sostenuto intanto, però giusto per pensare a quello che accadrà tra 5 giorni con Milan-Juventus, ricordiamo a San Siro, quindi grandissima partita tra le due squadre, le tre che comandano la classifica insieme alla Roma. Non ci sarà Diego Lopez nel Milan, perché si è fortunato ieri nel recupero. Quel autogol grottesco davvero di De Sciglio, retropassaggio quasi da metà campo con Diego Lopez che non ha controllato la palla, ed è stato il gol del 4-5, partita di fatto già chiusa. Poi ci sarebbero stati 6 minuti di recupero, il Parma l'ha riaperta in questo modo, ma nel contesto di questo incredibile autogol Diego Lopez si è fatto male, e dunque non ci sarà nella partita con i bianconeri. Una gara che dal fronte juventino ovviamente è vista allo stesso modo per la situazione in infermeria per quanto riguarda Barzagli, naturalmente, che Barzagli non ha giocato contro l'Udinese, era in panchina, ma soprattutto Vidal, anche qui da tenere sotto osservazione, mentre ovviamente non ci sarà Pirlo, che è infortunato, altro ex, uno dei tanti. Lo sarà naturalmente anche Pippo Inzaghi per quanto riguarda la panchina in questa gara. Diego Lopez dunque lesione muscolare, 2 settimane di stop, lesione al bicipite femorale destro, e poi anche una difesa del Milan da tenere sotto osservazione, perché non ci sarà Bonera squalificato, ma è da capire anche se potrà farcela Alex, altro centrale difensivo. Ecco, Bonera visto ieri, tanto espulso naturalmente, quindi scatta la squalifica per questo. Insomma, il Bonera visto ieri non è sicuramente un baluardo della difesa, soprattutto in una partita delicata come quella contro la Juventus che attende il Milan sabato sera. Dunque le parole al miele di Silvio Berlusconi dopo il successo di Parma, dopo che il Milan si è confermato in testa alla classifica. Non accadeva dal 2006 che il Milan vincesse 2 partite su 2 all'esordio in campionato, i primi 6 punti. Tra l'altro anche qui un qualcosa di abbastanza caratteristico, perché in quel caso, pensate un po', furono Lazio e Parma le formazioni battute dal Milan nelle prime 2 giornate, 6 punti esattamente come adesso. Milan-Lazio vittoria, Parma-Milan vittoria, ovviamente meno sonanti di queste, visti anche gli 8 gol complessivamente realizzati dal Milan, però è abbastanza esplicativo anche questo dato che ci riporta a 8 anni fa. Dunque le parole di Berlusconi con i complimenti
che dunque arrivano dalla proprietà, dall'alto. Ho apprezzato soprattutto la rabbia agonistica e l'entusiasmo trasmesso da tutti gli uomini in panchina, che si è percepito chiaramente ad ogni gol segnato. Queste le parole, un'analisi forse un po' per sommi capi di Silvio Berlusconi, ma certamente anche la soddisfazione di chi poi ha in qualche modo partecipato nel finale di mercato. Ricordiamo un Milan che è intervenuto molto, e la squadra l'ha messa a punto proprio nelle ore conclusive. Altro allenatore a rischio è Zeman, intanto, dopo che si è fatto il nome di Benitez. Naturalmente, per quanto riguarda gli allenatori sulla graticola, che sia prematuro parlare di questo o no, lo capiremo già a partire naturalmente dal prossimo turno, in cui il Napoli andrà a fare visita all'Udinese, mentre il Cagliari, che dopo il pareggio nella prima giornata contro il Sassuolo ha perso ieri con l'Atalanta. Qui naturalmente parliamo di un allenatore Zeman sempre sotto osservazione. Cagliari che non avrà ovviamente una partita semplice la settimana prossima, perché affronterà la Roma appunto domenica pomeriggio all'Olimpico. Intanto buon pomeriggio a Ivano Pasqualino, collega di Repubblica TV. Ciao Ivano. Ciao Adriano, buon pomeriggio anche a te e ai tuoi radioascoltatori. Un Inter stellare ieri a San Siro, altro 7-0 contro il Sassuolo. Era il mese di settembre l'anno scorso, quando lo stesso punteggio non fu però da apripista a una stagione altrettanto soddisfacente. Ieri cosa si è visto, Ivano, tu che eri allo stadio? Allora, io ti dico che ho visto una società che in buona parte è cambiata tutta, dalle cose più banali, come può essere il tesserino d'ingresso per i giornalisti allo stadio, fino all'entourage della dirigenza che sta al fianco di Toir, che sono tutti quanti uomini di grande esperienza e che sono però per lo più inglesi e americani, a differenza del passato. Poi è cambiata la squadra, perché rispetto allo scorso anno questa è una squadra costruita a tavolino da Mazzarri, quindi sono uomini di fiducia che mister Mazzarri sente molto vicini a sé e che l'ha scelti di persona, mentre invece l'anno scorso molti dei giocatori Mazzarri li ha praticamente ereditati dalle scorse gestioni. Quindi è cambiato molto, ma non bisogna soltanto basarsi sul risultato, è cambiato tanto a livello societario nell'Inter. Il cambio di proprietà ha portato a una ventata di aria nuova, e credo che l'affermazione di Dodò nel post partita, quando dice che l'Inter gli ricorda un po' la Roma dell'anno scorso, che ha provato a rifondare totalmente la società, ecco, forse c'è qualcosa di vero. Se la Roma adesso è una grande realtà, l'Inter lentamente, non si può aspettare subito risultati grandiosi dall'Inter, ma lentamente si potrebbe fare bene, e adesso se la può lottare per il terzo posto quest'anno. Sì, è una lotta che certamente implica ovviamente l'inserimento di una squadra come l'Inter, una novità certamente rispetto alla scorsa stagione, e abbiamo visto insomma ieri, come detto, la tripletta di Cardi, la doppietta di Osvaldo, il gol di Higuaín, che vuole comunque riprendersi questa Inter, e anche da un giocatore del genere che Mazzarri vuole ripartire. Insomma, poi parlando di nuovi, insomma, si possono fare i nomi di Medel, dello stesso Dodò. Ieri forse è stata una partita in cui si è visto anche troppo, se vogliamo, Inter che già domenica sarà a far visita al Palermo, detto che poi che prima giovedì ci sarà questa gara, questa trasferta insidiosa in Europa League. Sì, diciamo che adesso l'Inter deve anche imparare a gestire il doppio impegno. L'anno scorso naturalmente era più semplice per i Mazzarri, ma credo che questo potrebbe anche essere un banco di prova per tanti calciatori che si sono visti meno. Potrebbe essere un'occasione per Palacio, per esempio, per far riprendere all'argentino minuti preziosi nelle gambe, per ritornare al meglio, perché è vero che Osvaldo ieri ha fatto una doppietta, però Palacio credo sia l'attaccante di maggiore esperienza nell'Inter, quindi Mazzarri dovrà essere bravo a sfruttare il turnover. Lui stesso ieri in post partita ha detto che
per lui sarà la normalità fare il turnover soprattutto quando pensa che ci siano giocatori che abbiano più o meno lo stesso tasso tecnico. Io penso che a parte alcuni top come Kovacic, Hernanes o Icardi, non credo che ci siano giocatori nettamente superiori agli altri nell'Inter, anche se l'idea che più mi stuzzica è quella di arrivare il prima possibile al derby di Milano, perché con un Milan così frizzante e un Inter straripante sarà finalmente un derby divertente, che poi è quello che la gente chiede. Spesso i tifosi non chiedono per forza i risultati, soprattutto quando c'è stata una rifondazione come quella dell'Inter e in parte anche al Milan. La gente chiede soltanto di divertirsi. Io credo che se ieri il Milan poi alla fine fosse uscito con un pareggio, sicuramente sarebbe stato amaro, ma quantomeno sarebbe stata una squadra che ha dato tutto in campo e si è divertita. Ecco, credo che questo fa bene al calcio italiano, perché intanto perché veniamo accusati sempre di essere dei difensivisti, e poi anche perché comunque dà un pochettino di brio a un calcio che lentamente stava scivolando verso i punti più bassi della sua storia. Invece con questo calcio frizzante fa divertire il pubblico e dà anche delle buone speranze per la platea europea. Derby dunque 23 novembre, ce n'è di tempo per vedere poi quanto Milan e Inter magari saranno cambiati. Di certo è un Milan dirompente per adesso. Menez si sta prendendo il Milan, di fatto Ivano si è preso la scena, il giocatore francese, soprattutto ieri sera. Sì, direi che Menez è anche il simbolo di questo cambiamento del Milan. Perché dico Menez? Perché adesso, dopo tanti anni, ma veramente tanti, più di 10 anni, forse anche 20, di un Milan, siamo stati abituati sempre a vedere un Milan che faceva la partita, che amministrava il gioco, che aveva grande possesso palla. È la storia del Milan che insegna a vedere una squadra che fa del gioco, del bel gioco, la propria anima. Ecco, adesso invece, perché dico che Menez è diventato il simbolo del nuovo Milan? Perché è un Milan che gioca di rimessa, che gioca di contropiede, palla lunga, subito lancio in profondità per Menez, per Shaarawy, anche in questo Niang può inserirsi bene in questo modulo. Ecco, quindi è un Milan veramente nuovo, quello messo in campo da Inzaghi, che non ha avuto paura di stravolgere la storia che era il Milan, l'anima del Milan, che è una squadra che costruisce sempre e che ha sempre il pallino del gioco. Ecco, è un Milan all'italiana vera e propria, nonostante sia il club più titolato al mondo, però è un Milan molto molto italiano, perché fa del contropiede la sua arma principale e la sfrutta al massimo. Menez ieri ogni discesa sembrava praticamente un'opportunità per il Milan di andare in gol, e poi ci sono anche altri giocatori. Io ad esempio sono di quelli che non avrebbe scommesso un euro quest'anno su Honda, e mi sta puntualmente smentendo, e anche Bonaventura sta facendo bene subito in gol all'esordio. Quindi credo che c'è in parte il merito di Inzaghi, perché sa motivare dei giocatori che erano arrivati con scarse speranze in Italia, come Menez, che praticamente era stato scartato dal PSG, o anche Bonaventura, su cui non erano state affidate tantissime speranze, almeno da parte della stampa. E invece adesso Inzaghi sta riuscendo a caricare i giocatori, e in questo riuscire a dare la scossa giusta a giocatori sicuramente non stellari. Mi ricordo un po' anche il Mourinho, quando riuscì a caricare al massimo Sneijder non appena arrivò all'Inter, e subito giocò un'ottima partita nel derby contro il Milan. Quindi mi piace questo innesto al campionato di Inzaghi, anche se, ripeto, non è l'unica realtà buona quella del Milan, anche se è una difesa da rivedere, ma l'Inter veramente risulta straripante, e credo che metteranno i bastoni tra le ruote a quelle che comunque sono le top del campionato, ovvero Juventus, Roma e in parte il Napoli, anche credo si riprenderà nel corso del campionato. Vedremo. Intanto già sabato Milan-Juve, grande partita a San Siro nel prossimo anticipo. Ivano, intanto grazie per essere stato con noi, buon lavoro, naturalmente ci risentiremo presto, alla prossima, insomma, grazie. Grazie a te Adriano, buona giornata e buon lavoro, un saluto ai tuoi radioascoltatori. Dunque un ringraziamento a Ivano Pasqualino, Repubblica TV. Noi intanto ci fermiamo per questa prima parte di trasmissione. Al rientro, dopo lo stacco, troverete Daniele Amadasi con anche gli argomenti, temi da sviluppare in questa settimana, soprattutto quelli legati alle coppe europee. A voi in regia, intanto restate su Radio Padania. Screen door slams,
Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and it's alright with me. You can hide beneath the covers and study your pain, because the lovers of roses are around. Waste your summer praying in vain for a savior to rise from these streets. But I'm no girl that's understood, or an an awful girl is beneath this dirty hood. With a chance to make it somehow. Hey, what else can we do now except roll down the window and let the wind roll back your hair? Well, the night's busted open, these two lanes will take us anywhere. We got one last chance to make it real, to trade in these wings on some wheels. Climbing back hills, leading down all the tracks. Oh, come take my hand. We're out tonight to chase the promised land. Oh, Thunder Road, oh, Thunder Road. Lying out there like a killer in the sun. Yeah, I know it's late, we can't make it alright. Oh, Thunder Road, sit tight, take hold, Thunder Road. Well, I got this guitar and I learned how to make it talk. And my car's out back if you're ready to take that long walk. From your front porch to my front seat, the door's open but the ride ain't free. And I know you're lonely for words that I ain't spoken. Tonight won't be great, oh, one of us is only born. You're the ghost in the eyes of all the boys who sent away. They on this dusty beach road and the skeleton frames of burned out Calvaries. They scream your name at night in the street. Your graduation gown lies in rags at their feet. And the lonely crew before dawn. You hear the engines roaring on. When you get to the ports, they're gone on through. It's a town full of losers, falling out of here. Dal 25 al 28 settembre nel Borgo di Lazzate c'è la Sagra della Patata. Tutte le sere sotto una tensostruttura di oltre 1000 metri quadrati, intrattenimenti musicali, ristorante con specialità a base di patate all'insegna delle tradizioni, con possibilità di prenotare online su www.sagrapatata.com. Sabato 27 e domenica 28 ci saranno i tradizionali mercatini Sapori d'autunno ed eventi culturali e folcloristici lungo le vie del borgo. Sagra della Patata, impossibile mancare.
sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Venire alla Mondoflex conviene. Tante offerte, tante promozioni. Fino al 15 di novembre i materassi in memory scontati del 50%. Vi aspetto! Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex, conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Ehi, ascoltatore di Radio Padania! Il sondaggio telefonico Eurisco per conoscere quanti sono gli ascoltatori di Radio Padania prosegue. Se riceverai una telefonata che ti chiede che radio ascolti, mi raccomando, rispondi Radio Padania Libera. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Il mondo di Tarcos è in onda tutti i lunedì dalle 22 su Radio Padania Libera. www.radioprog.net. Secondo tempo di calcio parlando, quindi in questa puntata del lunedì abbiamo salutato Adriano Ancona che, diciamo così, è uscito dalla diretta perché deve andare questa sera allo stadio Bentegodi di Verona a seguire la gara che andrà a chiudere la giornata numero 2 della massima serie, quella fra Hellas Verona e Palermo. Quindi con Daniela Madasi andiamo a seguirci la seconda parte di questa puntata. Collegato con noi da Torino abbiamo anche Luca Rolandi, vice direttore di calcioparlando.com. Ciao Luca. E buonasera Daniele, ciao Daniele, buonasera a tutti i radioascoltatori. Quindi puntata itinerante, quindi ingresso e uscita, anche noi viviamo logicamente oggi però dall'esterno, quindi andiamo un po' a raccontare quanto accaduto in questo fine settimana calcistica. Nella prima parte Adriano è andato un po' ad analizzare soprattutto le vittorie roboanti delle due formazioni milanesi, l'incredibile 7-0 dell'Inter Sassuolo che ha replicato la vittoria dei nerazzurri l'anno scorso con lo stesso punteggio però in trasferta, e poi ieri sera la partita abbastanza particolare con cui il Milan è andato a vincere 5-4 a Parma con una doppietta di Venezia. Oggi le notizie del giorno, oltre logicamente alla lettura dei quotidiani come si è fatta nella prima parte, riguardano soprattutto il campionato cadetto, perché il Catania ha esonerato l'allenatore Pellegrino, al suo posto Giuseppe Sannino, ex allenatore del Waterford, e poi Vicenza invece ha annunciato due acquisti, Moretti dal Catania e Sampirisi dalla Sampdoria. Luca, apriamo un attimo lo spazio dedicato alla Serie B, poi invece torniamo in massima serie per parlare soprattutto anche delle formazioni che saranno impegnate poi nelle coppe europee. Una Serie B che sta proponendo il comando delle Perugia, seguito da Ternano e Trapani, quindi Perugia 9, Ternano e Trapani 7. Poi direi che le formazioni più quotate risultano leggermente indietro, perché troviamo il Bari con 4 punti, il Bologna con 4, il Pescara con 2 e il Catania addirittura con 1. Quindi ti chiedo subito se anche quest'anno potremo vedere qualche cosa di diverso in Serie B e se magari il Perugia potrebbe essere quella matricola terribile, perché siamo abituati che ogni anno in campionato cadetto c'è una matricola che fa molto bene. Direi di sì, anche quest'anno potrebbe accadere quello che è successo negli ultimi anni. Il Perugia è una piazza importante, non bisogna dimenticarlo, è stato in questi anni un po' fuori gioco, ma il Perugia è sempre stata una squadra di grande livello dagli anni 70 in avanti, e si è visto anche in queste prime partite, la squadra c'è, il pubblico anche, è ritornato con entusiasmo a Renato Curi. Essendo un campionato molto equilibrato e molto difficile, la Serie B, non è detto che appunto il Perugia possa essere veramente la sorpresa della stagione. Ha le carte in regola per esserlo, e vedremo poi le squadre che obiettivamente si erano candidate e tuttora sono le candidate alla promozione in Serie A sapranno rispettare il pronostico.
ma non escludo, come lo è stato per esempio il Novara qualche anno fa, lo stesso Hellas Verona, il Perugia, la squadra rivelazione. Ecco, una giornata cadetta che abbiamo visto ha portato all'esonero dell'allenatore del Catania. Vedremo se succederà come l'anno scorso, quando il Palermo esonerò a un certo punto Gattuso per dare la squadra agli Iachini. Iachini ha riportato i siciliani in Serie A. Vedremo se succederà lo stesso in quelle di Catania. Un turno che ha detto che ha visto anche la prima vittoria del Brescia in trasferta, 1-0 contro la Virtus Entella, e sta vedendo comunque, Luca, giusto per rimanere in tema Piemonte, col fatto che tu segui tutte le varie vicende delle formazioni piemontese, un buon campionato per adesso, logicamente sono soltanto 3 giornate dal via, però una Pro Vercelli che quantomeno 3 punticini li ha già messi in cascina. Ma sicuramente l'esperienza di 2 anni fa è stata metabolizzata, e credo che Scazzola e in genere il sodalizio dei bianchi ne stiano facendo grande tesoro. Intanto la squadra è sicuramente più rinforzata rispetto alla sua prima stagione, riapparizione dopo tanti anni in Serie B, e la vittoria con il Catania è stata una bella vittoria che ha dato molto, diciamo, molta passione e molta fiducia a tutto l'ambiente. Forse Scazzola deve lavorare un po' di più anche sulla tenuta nervosa dei giocatori. In fondo la Pro Vercelli non riesce a chiudere una partita in 11, e soprattutto le partite, sia quella di Avellino che quella di sabato scorso a Modena, sono state proprio perse per l'inferiorità numerica e al 90°, insomma quasi a tempo scaduto, nei minuti di recupero. La Pro Vercelli potrà dire la sua, sicuramente non farà soltanto un campionato come quello di 2 anni fa da Cenerentola, certamente la permanenza in cadetteria non sarà un traguardo facile, ma per dare continuità al progetto è necessario che si realizzi. Dalla serie cadetta ritorniamo in Serie A, soprattutto per analizzare, Luca, quello che sarà il match clou di sabato prossimo a San Siro, Milan-Juventus. Quindi si affrontano 2 delle 3 formazioni che attualmente stanno guidando la massima serie, perché a punteggio pieno, a quota 6 oltre Juve e Roma c'è anche il Milan. Però prima di arrivare al match clou di San Siro c'è una settimana importante, perché ritornano le Coppe Europee, martedì e mercoledì spazio alla Champions League, giovedì invece spazio all'Europa League. Quindi si inizia domani sera allo Juventus Stadium con Juventus Malmö, poi mercoledì la Roma invece all'Olimpico affronta il CSKA di Mosca. Questo per quello che riguarda la Champions League. Giovedì invece spazio all'Europa League, l'Inter impegnata contro la formazione ucraina in trasferta di Dnipro, Torino invece in trasferta in Belgio contro il Bruges, poi impegni casalinghi per il Napoli contro lo Sparta Praga e la Fiorentina contro il Gegamp. 6 formazioni italiane, Luca, che ripartono dalle Coppe Europee. Soprattutto iniziamo un po' ad analizzare quello che è la Champions League. Juve contro Malmö, Roma contro il CSKA a Mosca, 2 formazioni che sono partite bene, 2 vittorie nelle prime 2 giornate, e soprattutto poi anche 2 squadre che per adesso hanno messo in cascina oltre 6 punti, 3 reti fatte e 0 subite. Quindi sia i bianconeri di Allegri che la formazione giallorossa di Rudy Garcia sono partite bene quest'anno. Direi che sul campionato sono le 2 squadre di vertice, le 2 squadre da battere, la Juventus perché è campione d'Italia dopo 3 scudetti consecutivi, la Roma perché ha fatto un campionato straordinario lo scorso anno, e naturalmente dovranno ben guardarsi anche dalla risalita delle milanesi, che quest'anno sicuramente non saranno spettatrici, non protagoniste, ma diranno la loro nel campionato. Detto questo, noi rientriamo in Europa dopo 3 anni, quasi 4, di batoste sostanzialmente, di squadre italiane che hanno subito delle sconfitte pesanti, di ranking UEFA sempre più preoccupante, e quindi è necessario che già a partire dal turno di Champions League Juventus contro il Malmö in casa e Roma all'Olimpico contro il CSKA a Mosca dimostrino di essere all'altezza della Champions. Sono 2 partite da vincere bene, da vincere con convinzione, far ritornare il calcio italiano in quel alveo
dell'elite europea continentale che ormai da troppi anni ci vede molto molto defilati. Tra l'altro soprattutto il girone della Roma, meno quello della Juventus, è un girone impegnativo. Le squadre che dovrà affrontare la Roma sono squadre forti, soprattutto Bayern di Monaco e Manchester City, e quindi partire con il piede giusto sarà assolutamente necessario per poter avere qualche chance di promozione. La Juventus deve invece scrollarsi di dosso il gap psicologico ogni volta che arriva in Champions, anche nei turni preliminari ha delle difficoltà che non si comprendono, perché è un conto perdere con degli squadroni del calibro di Barcellona, Real, Bayern, Chelsea, eccetera. Un altro conto è uscire dalla Champions con una sconfitta come lo scorso anno a Istanbul col Galatasaray, o rischiare di essere eliminati dallo Shakhtar 2 anni fa. Quindi è bene che la Juventus quest'anno inizi col piede giusto e con una vittoria che sia soprattutto convincente per i tifosi, che si aspettano tanto da questa squadra, a questo punto soprattutto in Europa. Per questo motivo quindi domani sera la Juventus ripartirà con il solito modulo 3-5-2, in difesa al posto di Ogbonna rientrerà Chiellini, mentre a centrocampo in mediana al posto di Pereira dovrebbe scendere Asamoah, quest'anno spostato direi dalla fascia sinistra nella zona centrale. Luca, un 3-5-2, quello di Allegri, che a livello di numeri è uguale a quello di Conte, però abbiamo visto che c'è un gioco completamente diverso, ovvero la fase difensiva non va in fase di impostazione, quindi non si sono visti lanci di Bonucci anche quando non c'è Pirlo, soprattutto si gioca molto di più sulle fasce, meno in orizzontale e più in verticale, quindi è un 3-5-2 diverso in cui si è già visto qualcosa di Allegri in questa Juventus. Precisamente sì, Allegri, lo dicevamo in sede di presentazione la settimana scorsa, doveva esordire bene allo Stadium, perché comunque alleggerà per molto tempo, diciamo, tra virgolette, il fantasma di Antonio Conte, ma al di là della partita, che non è stata esaltante, ma è stata una partita regolata con grande autorevolezza da parte della Juventus, si è visto qualcosa di nuovo e qualcosa di più. E probabilmente, al di là della partita che si svolgerà domani, che riporterà il 3-5-2, è probabile che Allegri nelle prossime partite, soprattutto quando ci saranno da affrontare squadre più impegnative, prima di tutto l'Atletico Madrid, che mi pare la squadra più in forma in Europa in questo momento insieme al Chelsea, ci sarà da forse rivalutare la difesa 4 e comunque un modulo di gioco nel quale il centrocampo sarà molto più spostato sulla fase anche del gioco sulle fasce. In fondo c'è tanta attesa in riferimento anche ai giocatori che quest'anno la Juventus ha acquistato, in particolare Morata, che ha giocato pochissimi minuti, ma che ha già fatto subito vedere in quei pochi minuti di essere un giocatore di classe, sia pur giovane e con non tanta esperienza. Ecco, forse giocare sulle fasce, quindi tentare di far lavorare molto gli attaccanti anche nel gioco aereo, potrebbe essere una soluzione interessante per la Juventus in Europa, ma anche nel campionato italiano. Ecco, a livello di girone, prima avevamo detto la composizione di quello della Roma, un girone difficilissimo, mentre la Juventus, oltre alla formazione svedese del Mamò, dovrà affrontare i greci dell'Olympiacos e poi i vice campioni d'Europa in carica dell'Atletico Madrid, formazione spagnola che l'altro giorno è andata a vincere il 2-1 il derby contro il Real Madrid proprio in casa delle Merengues. Dalla Champions League, Luca, ci spostiamo in Europa League, perché scendono in campo 4 italiane giovedì sera, e direi che di questi qui soltanto una ha il morale altissimo, ovvero l'Inter, reduce ieri dall'incredibile vittoria 7-0, tripletta da parte di Cardi, doppietta di Osvaldo, è ritornato anche alla rete Guarin, e quindi l'Inter direi che avrà una trasferta non semplice contro Dnipro, però un morale alto. Per contro il Torino è reduce da una pesante sconfitta 2-0 contro la Sampdoria, il Napoli addirittura ieri è stato superato in casa 1-0 dal Chievo Verona, e dopo l'eliminazione ai playoff di Champions League direi che l'ambiente del partenopeo è diventato una polveriera incredibile. La Fiorentina ieri soltanto 0-0 contro il Genoa, e soprattutto una formazione viola che nelle prime 2 uscite di campionato non è mai riuscita ancora a fare un gol ufficiale, e la viola affronterà il Guingamp. Direi che noi abbiamo una serie di squadre, le hai citate appena tu, tutte in grado di poter arrivare in fondo all'Europa League, naturalmente in particolare 2 che sono l'Internazionale e il Napoli.
Io tenderei veramente, se fossi nella mente dei due allenatori delle società, di lavorare moltissimo sull'Europa League, perché l'Europa League è un trofeo comunque importante, è un trofeo che ti lancia verso l'Europa che conta, è un trofeo che tu puoi rivendicare nel tuo albo d'oro. In fondo quello che si può dire alla Juventus dello scorso anno, che a vantaggio dei 102 punti ha lasciato un po' perdere, soprattutto nelle due semifinali contro il Benfica, la possibilità concreta, avendo poi da disputare la finale allo Stadium, di poter vincere una coppa. E secondo me l'eventualità di una vittoria o comunque di un accesso alla finale di una squadra italiana significherebbe anche l'inversione di tendenza di quello che si diceva prima, cioè la solita incapacità di comprendere quanto ogni torneo sia da giocare con grande serietà e con grande autorevolezza, e le squadre italiane, ripeto, ci sono. L'Inter, secondo me, tra l'altro, ha la possibilità, avendo una buona rosa e dei giocatori di esperienza, di lanciarsi già subito con autorevolezza tra le candidate, e il Napoli altrettanto dovrebbe farlo, dimenticandosi la scelerata partita del San Mamés di Bilbao, dove ha buttato alle ortiche una possibile qualificazione, ma a questo punto non fare esattamente come è accaduto 2 anni fa, dove sostanzialmente la squadra napoletana non si impegnò affatto in Europa League, lavorare per poter arrivare in fondo. Sarebbe un segnale di controtendenza rispetto ad una situazione che ci vede molto deficitaria in queste coppe. È diverso il discorso di Fiorentina e Torino. Di Torino naturalmente paga una situazione difficile, perché al di là di tutto le cessioni di Immobile e Cerci queste due cessioni non hanno avuto dei rimpiazzi all'altezza, e quindi Ventura è riuscito a portare la squadra in Europa League, ma adesso deve dimostrare di saperla in qualche modo meritare, perché poi nei gironi, benché il girone non sia particolarmente complicato, le partite sono molto più complesse rispetto ai playoff. E la Fiorentina è una squadra ancora in rodaggio, che ha perso di nuovo, e noi gli facciamo ancora tanti auguri, perché è un ragazzo veramente molto sfortunato come Giuseppe Rossi, e quindi è evidente che deve subito dimostrare di poter fare bene. Lo scorso anno c'è solo quella famosa punizione di Pirlo che sostanzialmente sbarrò la strada ad una Fiorentina che era in grado di arrivare in fondo. Quest'anno, se la Fiorentina gioca come sa giocare, è un'altra delle potenziali, outsider interessanti per la vittoria finale. Io direi veramente che l'impegno, io me lo auguro con tutto il movimento, nell'Europa League sia maggiore degli anni precedenti, e abbiamo le squadre per poter fare bene, ma veramente molto bene, quest'anno in questa competizione. Perfetto Luca, io ti ringrazio tantissimo del tuo intervento, ci risentiremo nelle prossime puntate, e soprattutto andremo a leggere anche i tuoi resoconti della 3 giorni europea su calcioparlando.com. Grazie Daniele, grazie a tutti gli amici di Calcio Parlando e di Radio Padania, e a presto per una nuova puntata della nostra bellissima trasmissione. Buona serata a tutti. Ringraziamo quindi Luca Rolandi, siamo giunti in conclusione della puntata numero 413, oggi puntata un po' particolare, l'abbiamo dovuta dividere in 2 parti per questioni extralavorative da parte di 2 consueti conduttori, ovvero il sottoscritto Daniele Madasi e Adriano Ancona. Calcio Parlando tornerà sabato alle ore 13, quindi riprendiamo la programmazione nuova, quindi vecchia e nuova, perché lunedì ricordiamo che andiamo in onda dalle 15:30 alle 16:30 e non più dalle 21 alle 22, viceversa è stato confermato per tutta la stagione 2014-2015 la puntata del sabato dalle 13 alle 14, per cui sabato di sicuro andremo ad analizzare proprio nell'immediata vigilia delle ultime ore il match clou della terza giornata della massima serie, ovvero Milan-Juventus in programma alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano. Da Daniele Madasi un ringraziamento per averci seguito, buon proseguimento di trasmissioni sulle frequenze di Radio Padania Libera. Linea può tornare alla regia centrale. Avete ascoltato Calcio Parlando. You call me your friend, so you give me a name.